Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, lunedì 10 luglio. È stato sollevato un quesito da chi si reca in spiaggia con la voglia di respirare aria pura trovandosi fumatori come vicini d'ombrellone. Era stata firmata con il sindaco Ferro, Movimento 5 Stelle precedente amministrazione, un'ordinanza che imponeva il divieto di fumare in spiaggia. Chi denuncia l'abitudine di alcuni di fumare a un passo dagli altri ospiti dello stabilimento balneare afferma che tale ordinanza in uno stabilimento di cui non fa il nome non viene assolutamente rispettata, tanto che i posacenere vengono posizionati ovunque e nonostante questo c'è chi spegne le cicche direttamente sulla sabbia, dove poi vanno a giocare i bambini. Chi fa notare questa pessima abitudine lamenta di doversi sorbire insieme ai bimbi il fumo passivo dei vicini. Chioggia Azzurra ha chiesto al presidente Ascot Giorgio Bellemo se l'ordinanza in oggetto sia ancora valida o se, come sembra affermino i gestori dello stabilimento in questione, abbia cessato la sua validità con la nuova amministrazione Armelao. Bellemo ci ha confermato che l'ordinanza in questione, la 49 del 2020, rettificata poi con la successiva 50, ha ancora validità. Prevede di fumare in spiaggia solo nella fascia adibita a servizi, quindi il chiosco, punto bar e ristoro. Opera dal 15 maggio al 15 settembre e viene sempre riportata nell'ordinanza balneare. Consigliamo quindi alla mamma che si lamenta del fumo passivo di farlo notare ai gestori o di cercare una spiaggia dove l'ordinanza venga fatta rispettare. Bene, dice la signora che chiede maggiori controlli a riguardo, ma i primi a dover controllare dovrebbero essere proprio i gestori. La consigliera Donà ha voluto applaudire all'iniziativa della US 3 Serenissima che ha lanciato la campagna per reclutare medici e figure professionali nella sanità per il territorio veneziano, iniziativa positiva che si vorrebbe estesa anche nel Clodiense. Infatti solo qualche giorno fa si discuteva sulla carenza di professionalità mediche in alcuni settori, tale da suscitare preoccupazione, sollevando interrogativi sulla capacità di garantire una copertura sanitaria adeguata nel territorio. Durante una recente discussione, la consigliera Alessandra Penzo ha evidenziato la grave mancanza di un neuropsichiatra infantile, una specializzazione estremamente difficile da reperire. Proprio per affrontare questa problematica si è proposto di avviare iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con l'Ordine dei Medici e le associazioni locali, al fine di attirare l'attenzione dei medici stessi. La carenza di professionisti medici è un fenomeno diffuso a livello nazionale, ma diventa ancora più critico in territori come il nostro, privi di adeguati collegamenti stradali e ferroviari, sottolinea Donà. Si sta attualmente dialogando con la US 3 per affrontare questi aspetti e trovare soluzioni adeguate. In particolare è stata sollevata la questione della mancanza di un medico di base nella frazione di Cavanella d'Adige, abitata principalmente da anziani con difficoltà di mobilità. Dato il significato e l'impatto di questa iniziativa lanciata nel veneziano, conclude Donà, siamo disponibili a trovare una soluzione anche per la realtà di Chioggia e confidiamo che le risposte non tarderanno ad arrivare anche per il nostro territorio. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il
Il consigliere comunale di Cavarzere, Emanuele Pasquali, ha inviato ai dirigenti del comune di Cavarzere, al comandante della Polizia Municipale, al dirigente dei lavori pubblici e per conoscenza all'assessore dei lavori pubblici dello stesso comune e al comando dei carabinieri una lettera in cui ha evidenziato la propria preoccupazione per le condizioni del selciato di 2 vie di Boscochiaro, frazione del comune. In via 2 Giugno lamenta la voragine che si è aperta all'altezza dei civici 71 e 71A, che riguarda un tratto di carreggiata della larghezza di 1 metro e della profondità di 13-14 centimetri. Via Martinelle invece afferma è costellata di buche nel tratto della deviazione per i recenti lavori effettuati dal Genio. Evidenzia il consigliere che i danneggiamenti al manto stradale o eventuali avvallamenti dovrebbero essere segnalati adeguatamente con segnaletica verticale per evitare che pedoni, ciclisti e utenti della strada possano danneggiare i propri mezzi o, peggio ancora, farsi del male. Preoccupato della situazione, chiede a chi di dovere di intervenire urgentemente mettendo in opera un intervento di asfaltatura adeguata e non riempiendo le buche con ghiaia che andrebbe subito dispersa al passaggio delle vetture. La situazione è stata segnalata ripetutamente agli uffici competenti dagli stessi residenti, ma purtroppo, come afferma Pasquali, gli interventi effettuati dal comune non sono stati adeguati e sono stati eseguiti da personale non qualificato. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Dunque, domenica si è svolta una duplice cerimonia organizzata dai bravissimi Riccardo Bonomo, che è il presidente del comitato di Sant'Anna e dell'associazione Filistina, e Francesco Bergo, che è il segretario del comitato cittadino di Cavanella e sempre anche della Filistina, che hanno organizzato questa duplice celebrazione sia del centenario del monumento dei caduti di Sant'Anna che il 79esimo anniversario dei martiri Baldin e Mantovan. Hanno organizzato benissimo questo evento, con tanto di cerimonia, discorsi e anche con un momento un attimo di sollievo dal caldo che c'era. E per quanto riguarda hanno ringraziato le associazioni che sono intervenute, in particolare l'Asso Arma era rappresentata dal capitano Giuseppe Liaci, mentre per quanto riguarda l'AMPI è stato rappresentato dalla consigliere Barbara Penzo, che è intervenuta durante la cerimonia dei fiori al cipo dei Baldin, che c'è sul lungo argine appunto di Cavanella d'Adige, e poi l'ex assessore Giorgio Varisco durante la cerimonia che c'è stato alla pietra d'inciampo di Giusto Greco. Ecco. E durante l'intervento della breve cerimonia che è stata fatta sul lungo argine sul cipo dei Baldin, c'era appunto Pietro Baldin, che è proprio nipote dei coniugi Baldin, che sono stati 79 anni fa trucidati dai nazifascisti, e ha voluto ancora una volta ricordare l'importanza di ricordare questi eventi. Ecco, a questo proposito ci permettiamo una piccolissima critica. La cerimonia è stata molto bella, partecipata, gli interventi sono stati di qualità, la giornata, anche se molto calda, comunque è andato tutto bene, tutto organizzato alla perfezione, però... All'84esima Sagra del Pesce di Chioggia al Vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo! Siamo con Nevio, presidente dell'Avis comunale Chioggia. Come mai questa mostra? La mostra è partita ancora di un paio di mesi fa, un nostro progetto. Noi facciamo tutto il periodo scolastico, entriamo nelle scuole, facciamo attività di promozione, proselitismo e cerchiamo in tutti i modi i ragazzi dalle elementari alle superiori cercare di trovare nuovi donatori, perché sono il nostro futuro e sicuramente il cambio generazionale in questo periodo, perché
con l'età i nostri donatori si alza. Allora sì, dopo una certa età non è più possibile sì, dopo donare. 65 anni, dai 18 ai 65, però le restrizioni, i problemi sociali, le attività del lavoro, tutte le problematiche che ci sono, diciamo che i nostri vecchi donatori ne facevano 3 o 4, le nuove generazioni ne fanno una e poi i problemi sono tanti. Perché questo concorso? Abbiamo detto il concorso per trovare lo spunto per collocare un monumento qui a Sottomarina. Con l'amministrazione stiamo un po' vedendo, ci sta aiutando e ci sta collaborando. Abbiamo pensato, perché di solito si va per creare un monumento o una scultura, si va dall'artista o dal scultore, perché non facciamo tanta informazione nelle scuole, chiediamo ai nostri ragazzi cosa ne pensano del volontariato, della donazione, degli ammalati, i stili di vita che in questi anni sono un po' alternanti, diciamo, la gioventù. Chiediamo a loro cosa ne pensano, come esprimersi in un disegno, il mondo del volontariato, la donazione di sangue. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 10 luglio, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!